Mister, non la solita Savignanese, una squadra oggi poco brillante. Anche tra il primo e il secondo tempo eravamo poco brillanti. Abbiamo pagato probabilmente tanto la partita di mercoledì sera, abbiamo giocato tutti mercoledì, però forse noi l'abbiamo pagata in maniera abbastanza importante e comunque abbiamo trovato una squadra che nonostante, cioè è in un momento del campionato, in una zona di classifica che devono concedere poco, devono giocare con agonismo, devono giocare con voglia e non è facile il campo di Pietracuta. Secondo me da un po' di tempo in poi a lungo andare sarà un campo difficile dove venire a fare dei punti. Detto questo, mi hai fatto domanda sulla mia squadra, ripeto, poca lucidità, molta stanchezza. Io ho fatto questa scelta di far rigiocare gli 11 che hanno giocato mercoledì sera, probabilmente non lo rifarei adesso, però mi sono fidato dell'istinto, mi sono fidato di quello che ho visto mercoledì sera. Potevamo nello sviluppo del gioco fare molto molto meglio, però probabilmente la poca lucidità, un po' di stanchezza ha fatto sì che abbiamo fatto tanti errori tecnici. Hai provato anche nel corso della ripresa a buttare un po' tutti in mezzo alla mischia, ma non c'è stato nulla da fare. No, perché proprio facevamo fatica a sviluppare il gioco, dopo alla fine, negli ultimi 10 minuti abbiamo provato ad alzare la palla e andare in verticale, ma vedevo che avevamo proprio poca forza anche di calciarla. Sì, adesso quelli che sono entrati sul secondo tempo, soprattutto magari Osayande, che è un giocatore importante in questa categoria, viene da un mese di inattività, quindi ha fatto uno spezzone l'altra sera, uno spezzone oggi, cerchiamo di recuperarlo, di metterlo in condizione. Però voglio dire, quello che c'è di buono è che stiamo facendo un gran campionato, i ragazzi stanno facendo benissimo, continua la striscia positiva, continua l'imbattibilità che è alla fine della fiera. Gli ho fatto vedere una statistica l'altro giorno, siamo l'11esimi in classifica per i gol fatti assieme al San Marino, stessi gol, non so cosa hanno fatto oggi San Marino, ma non mi interessa, però siamo la seconda difesa dietro al San Marino con un gol preso in più e questo è quello che conta di più. La solidità e la capacità di questa squadra al sacrificio è la caratteristica migliore che abbiamo. Poi siamo molto molto giovani, dobbiamo crescere tanto. Beh, oggi si può sorridere doppiamente, mister. Arrivano i complimenti del collega Montanari, ma anche si può dire il miglior approccio del Pietracuti questa stagione al Bindi. Oggi, dai, dopo qualche approccio a partite ultimamente in casa sbagliato, che ci è costato cambiare modo di giocare, oggi abbiamo avuto un bel approccio, siamo stati compatti, siamo stati quadrati, ci siamo aiutati tanto, era quello che magari ci era mancato in qualche partita. Ringrazio Momo per i complimenti, ma mi spiace per lui che è un amico, ma qui purtroppo al Bindi hanno goduto in parecchi. Adesso speriamo che abbiamo svoltato, abbiamo fatto un punto contro una grande squadra, secondo me magari oggi un po' sottotono viste le 3 partite, ma secondo me è una delle più forti, delle più quadrati, lo dimostra anche la classifica e i gol presi. Magari loro oggi un po' meno, noi qualcosa in più, siamo riusciti a dimostrare che ci possiamo stare, che abbiamo la cazzimma come si dice, e quindi è un buon punto, ma molto ci deve dare morale, ci deve dare voglia, intensità, e questa aggressività secondo me possiamo recuperare una situazione che magari di gioco, di approccio alla partita non è stata bella in altre partite. Cavando a fondo in questa partita, nella ripresa, le occasioni forse più nette sono state del Pietracuta. C'è qualche rammarico in più, approfittando anche di una Savignanese sottotono di non aver portato a casa l'intera posta in paio? Sì, diciamo il secondo tempo è stato un giocato in modo diverso da entrambe le squadre, noi abbiamo avuto più opportunità, ma io non posso recriminare perché sono stati bravi loro, salvataggi sulla linea, respinte, e noi purtroppo abbiamo avuto magari delle occasioni per buttarla dentro, non siamo stati freddi e cinici. Diciamo che ci prendiamo il punto, ci prendiamo soprattutto la prestazione, ci prendiamo soprattutto il carattere e speriamo di continuare su questa partita, perché se guardiamo il campionato scorso, che era di 28 partite, è cominciato oggi, quindi abbiamo un campionato intero davanti dove dobbiamo vendere cara la pelle, e se facciamo come oggi continueremo a vendere la cara, se facciamo come altre partite no, ma segnali di risveglio secondo me si erano visti anche mercoledì nel recupero a Cava, dove
Purtroppo anche lì abbiamo avuto 4-5 occasioni, tra cui il calcio di rigore, e non siamo riusciti a portare a casa il punto. L'ultima cosa, ci tengo a fare un in bocca al lupo a Bellavista, che oggi fortunatamente era qui con noi in tribuna, che recupererà e ci darà una grossa mano, perché ci ha fatto prendere un bello spavento mercoledì.